Il triplo degli incidenti mortali sul lavoro nei primi 3 mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. 21 decessi contro i 7 del primo trimestre dello scorso anno. Gli incidenti sul lavoro in Veneto sono un dramma che non solo non viene contenuto, ma che anzi continua a mietere vittime. A dirlo i dati elaborati da Vega Sicurezza e Ambiente, un'emergenza nazionale che registra un aumento del 10% di morti sul lavoro in tutta la penisola. Bisognerebbe migliorare la formazione del personale, adesso grazie all'accordo Stato-Regioni che è stato approvato, che aspettiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questo è un augurio che ci facciamo che serva, e poi i controlli devono essere migliori e devono essere fatti in numero superiore rispetto ad adesso. Però il personale di controllo è insufficiente. Sì, i controlli sono insufficienti e ciò è dovuto al personale che è carente, che è in numero insufficiente rispetto al numero di aziende che dovrebbero essere controllate. Dai dati emerge come la provincia di Venezia abbia un indice infortunistico ben superiore rispetto a quello nazionale, con un'incidenza di quasi 11 decessi su 1 milione di lavoratori rispetto al 7,7 nazionale. Ad essere più a rischio i giovani fino ai 24 anni, gli over 55 e gli stranieri, i settori più critici, edilizia e manufatturiero.